Siamo arrivati a 500, ne speriamo altri 200, 250. In anticipo con il termine di utilizzo dei fondi PNRR è stata inaugurata la nuova caserma della Polizia Locale in via Cafassò a Marghera. L'occasione per evidenziare gli obiettivi raggiunti negli anni, dalla Smart Control Room al tronchetto ai cani antidroga fino alla dotazione del taser. Noi siamo stati i primi a scrivere le regole sull'uso dei taser e i nostri istruttori sono andati a fare gli istruttori di polizia e carabinieri, per cui non siamo preparati, pronti, con esperienza. Il fatto di avere il taser non ce l'ha fatto usare se non una volta che uno in tribunale è andato sbloccato quando l'hanno espulso. Un corpo sempre più multietnico, quello della Polizia Locale veneziana. È una delle indicazioni di una città integrata, perché dove ci sono poliziotti integrati danno la dimostrazione di una città che funziona, e anche questo è un segnale. Un lavoro fatto nel tempo per garantire più controlli e sicurezza, evidenzia il sindaco, consapevole che però ci sia ancora da fare. Che ci siano problemi non c'è nessun dubbio, l'abbiamo detto, non l'abbiamo mai nascosto e dobbiamo continuare invece ad affrontarli. Il tema è: se non li affronti vai solo in peggio. La vita è che se uno non fa niente va in peggio, e non è con la bandierina dell'amore che risolvi il problema, perché alcuni non gliene frega niente, fanno quello che vogliono, bisogna contrastarli. Questa è una caserma di polizia locale, non è una carta, vedi, una struttura, ci sono i cani antidroga, li vogliamo tenere o no? I taser ai vigili urbani, cosa dicono i candidati? Li teniamo o glieli tolgono? Perché hanno votato contro a quel tempo. E aggiunge: Le scuole hanno senza i certificati di protezione incendi, li ho fatti io, fatti. E non prendi voti se fai il certificato protezione incendi sulle scuole, ma li abbiamo fatti tutte le scuole, le palestre, i campi sportivi, c'erano i campi dove c'era il fango alto così, abbiamo messo campi in sintetico, dappertutto, non abbiamo guardato dove c'erano i nostri voti. Quasi 2 miliardi di investimenti pubblici, calando di 100 milioni, 150 milioni di debito pubblico, perché non facendo altro debito pubblico, abbiamo calato, abbiamo dimostrato che si può fare, trasparente al massimo. Questa è un'amministrazione dove qualsiasi decisione è passata in Consiglio Comunale. Abbiamo rifatto un sacco di cose, avevo detto tiro una linea e non faccio polemiche col passato, e così ho fatto. Io non ho dato colpe a chi è arrivato prima di me, sono stato zitto e ho pedalato, e continuerò a far così, i prossimi 19 giorni.